dopo 16 anni si parla ancora dello stesso argomento, e lo facciamo in un momento tale dove non c'è né campagna elettorale né ricerca di consenso, ma c'è la volontà di portare a compimento un percorso che, guardate, dal 98 ad oggi questa classe politica sarda, piuttosto anemica, colpita da un Alzheimer galoppante, da destra a sinistra, senza esclusione alcuna, perché dal 98 c'era Palocca, c'eravamo noi, successivamente è arrivato Mario Flores, è arrivato Pili, è arrivato Masa, vabbè, è arrivato Solo, è arrivato Cappellacci. Il risultato finale è che dal 98 ad oggi questa benedetta perimetrazione, vabbè, questa è anche più che giusta aspettativa dei territori che sono coinvolti e che maggiormente vogliono essere coinvolti, come in questo caso Olbia. Ci ritroviamo a parlare ancora una volta dello stesso argomento. Nell'intermezzo c'è una legge fatta nella passata legislatura sulla zona franca integrale, che è stata stravolta nel concetto che quella legge, io ero il primo firmatario, portava avanti, a dimostrazione che strumentalizzare il periodo elettorale, una partita e un ideale così importante come quello della zona franca, non ha escluso né la destra né la sinistra. Noi la riproponiamo oggi, ripartendo da quel 98, da questo decreto legislativo. Guardate, la volontà si vede subito, anche in questa legislatura. L'argomento è scivolato in aula, la Giunta se ne è liberata facilmente, dicendo che sulla zona franca